Ben ritrovati Cattoliche dintorni. Oggi vi vogliamo raccontare l'esperienza che sta vivendo Giulia da qualche mese in Spagna, a Valencia, grazie al progetto Erasmus. Enrico ce lo racconta con questo servizio. Io sono Giulia Cestaro e sono una studentessa dello STARS di curriculum giornalismo del terzo anno e ho deciso di trascorrere i primi 6 mesi di quest'anno in Erasmus a Valencia. Quando sono arrivata già sapevo di voler vivere nella zona universitaria di Blasco Ibáñez, dove ci sono tutte le facoltà, mentre in centro gli appartamenti sono molto più costosi, quindi da subito è una zona che abbiamo scartato. Questa è Radio Seu, la radio di Valencia, la terza città più grande della Spagna, che ogni anno ospita più di 5.000 studenti Erasmus. Abbiamo un frigorifero Erasmus. Questa è la città delle arti e delle scienze, simbolo della città di Valencia, progettata dal famosissimo architetto Santiago Calatrava. Ora ci troviamo anche molto vicini al mare e al posto del fiume ora si trova un lunghissimo parco che attraversa la città dall'inizio alla fine. Nell'entroterra spagnolo, dove ci sono solo campi di arance e palme, è nata l'Università di Moncada, conosciuta come Università Cardenal Herrera Seu. Adesso siamo qua nella mia università, questo è il mio campus, e stiamo andando in radio, perché come tutti i martedì e mercoledì mattina devo andare a fare un programma radio in diretta. Adesso siamo arrivati nella redazione di Radio Seu e bisogna entrare a prendere il copione per prepararsi alla diretta. Oggi andiamo a registrare A Tu Salute, il programma di saluti. Questo è tutto il palinsesto di Radio Seu. Per ogni programma facciamo un copione, lo scriviamo noi. E stamattina adesso devo impararlo per poterlo leggere almeno un po' più fluentemente. Pero antes vamos a explicar qué es exactamente esta patología. È andata anche per oggi. Fare l'Erasmus è un'esperienza molto importante non solo per gli studenti di lingue, come si può credere, ma per gli studenti di tutte le facoltà. Infatti io facendo lettere qua ho avuto la possibilità di studiare in veri studi radio, teoria e tecnica radiofonica, e mi sono appassionata moltissimo a questo mondo che prima non conoscevo. Tutti i giorni appunto posso venire in radio a registrare programmi, ma anche solamente esercitarmi. Gli studi infatti sono aperti agli studenti quando vogliono venire ad esercitarsi e a migliorarsi un po'. Maria, Maria. Where are you taking us today, Agnieszka? Per venire in Erasmus non è fondamentale conoscere la lingua alla perfezione. Sicuramente è meglio avere delle basi, ma se ci si impegna nello studio o comunque anche conoscendo gente, può essere in università o può essere in altri momenti ricreativi, si impara moltissimo la lingua e anche molto in fretta. Questo è il giornale della nostra università, il rotativo, che esce una volta ogni 2 settimane. Ci sono delle sezioni come un qualsiasi quotidiano di cultura, di politica, di esteri e interni. Di solito ovviamente c'è molta più gente che lavora, ma essendo presto la mattina i giornalisti sono a lezione, perché sono tutti studenti del primo e del secondo anno. Infatti serve come un primo stage, una prima pratica per entrare nel mondo del lavoro. E adesso che vi ho mostrato parte della mia vita da Erasmus, non vi resta che partire. E ora vi proponiamo un'intervista a Lucia Castellano, direttrice del carcere di Bollate, ospite dell'Università Cattolica per il convegno sulla legalità.
Direttrice Lucia Castellano, le va di spiegarci che cosa l'ha spinta a scegliere il suo lavoro? Il lavoro l'ho scelto perché volevo fare il magistrato, non l'ho vinto questo concorso, ho vinto il concorso per direttore di carcere perché mi piaceva l'idea di riportare la realtà a quello che è il senso della Costituzione della legge. È un mondo dove si può far tanto, perché abbiamo un apparato normativo di estrema garanzia dei diritti, del riconoscimento della persona, e poi a me piace lavorare con le persone, e mi piace lavorare per lo Stato, quindi un lavoro al servizio degli altri, un servizio pubblico importante. Che cosa significa essere direttore, direttrice di un carcere, secondo lei? Io vedo il mio lavoro come, ripeto, un lavoro di cura, un lavoro di servizio, un lavoro di organizzazione. Intanto una macchina complicata, complessa, ma ricca, ricchissima di umanità. Il rapporto con i poliziotti, il rapporto con gli educatori, con i medici, con gli ospiti dell'istituto. È un rapporto umano denso. E l'aspetto appunto dell'organizzazione è importante, a me piace molto il lavoro di organizzazione, quindi ne sono molto contenta, molto stanca ma molto contenta. Qual è l'attuale situazione dei carceri italiani? È abbastanza disastrosa, questa è cosa nota alle cronache, sono 70.000 laddove dovrebbero essere 43.000 secondo la capienza delle nostre carceri. Sono carceri che esplodono per il sovraffollamento, però nello stesso tempo, e questo lo dobbiamo al lavoro dei poliziotti, al lavoro degli amministratori del sistema, è un posto dove si tenta di fare qualcosa, si tenta di umanizzare quotidianamente, nonostante ci siano leggi che ce li riempiono a dismisura e che ci mettono persone che non dovrebbero proprio starci. Ecco, la situazione all'estero rispetto a quella italiana è diversa, è peggiore o è migliore? Dipende molto dai paesi, la Spagna sta un po' più avanti di noi e noi dobbiamo paragonarci naturalmente ai paesi a noi omogenei, quindi alla Francia, alla Germania, all'Inghilterra, alla Spagna. Non possiamo pensare ai paesi scandinavi che naturalmente stanno molto meglio perché sono molto meno detenuti. E loro non hanno il flagello della criminalità organizzata che abbiamo noi, quindi sicuramente da questo punto di vista sono favoriti. Direi che però la situazione, soprattutto la francese, non è invidiabile, quella spagnola è meglio. Scivoli di nuovo ancora come tu fossi una mattina da vestire, da coprire per non vergognarti, scivoli di nuovo ancora come se non aspettassi altro che sorprendere le facce distratte, troppo assenti per capire i tuoi silenzi. C'è un mondo di intenti dietro gli occhi trasparenti che chiudi un po'. Ecco, un carcere oltre ad una casa per i carcerati può essere anche una fonte di speranza per coloro che appunto devono scontare delle pene. Quando finirà la loro pena? Se il carcere è concepito, ripeto, come una porta che si schiude gradualmente, lasciando alla persona l'autodeterminazione e la capacità di schiuderla più o meno velocemente, quindi dando questo tipo di speranza che non è una speranza salvifica ma una speranza molto concreta, e la legge lo dispone, questo lo prevede, allora sì, può essere un luogo di speranza. L'Università Cattolica ha ospitato nei giorni scorsi docenti, filosofi, scrittori e poeti per parlare della ricerca di senso. Ora noi ne parliamo con Giuseppe Calambrogio e col professor Giuseppe Langella. Ascoltiamoli insieme. Padre Giuseppe Calambrogio, come si caratterizza oggi il rapporto fra i cattolici e i laici? Ma io direi che siamo come una sorta di cantiere aperto e quindi non tutto è fatto, ma già qualcosa si intravede se riusciamo a camminare insieme sul piano della razionalità. Se riduciamo la ragione alla ragione
puramente scientifica, allora è chiaro che abbiamo un concetto di ragione piuttosto ridotto. Se invece noi utilizziamo il termine ragione come ciò che riesce a trattare tutto ciò che è umano e che è presente nell'uomo, allora valorizziamo l'apertura della ragione anche a ciò che è spirituale e ciò che è trascendente. Allora, sul piano di una ragione allargata, è chiaro che c'è l'apertura alla fede e quindi ci può essere quel collegamento con tutta la ricerca di carattere razionale. Direi che tutto ciò che è umano, per un motivo o per l'altro, deve essere comune alla ragione. I rapporti invece fra cattolici e le altre religioni, oggi sempre più presenti anche in Italia? Ma noi cattolici credo che dobbiamo avere presente una linea di condotta molto antica, quella che risale a San Giustino, secondo secolo d.C., il quale afferma: non posso rinunziare alla verità che ho ricevuto e non ho costruito io, ma non posso rifiutarmi di trovare la verità dovunque essa si trovi. Ecco perché il cattolico deve essere un uomo aperto, pur essendo un uomo fermamente legato alla sua identità. Professor Langella, come si caratterizzò la ricerca di senso nella poesia del Novecento? Anzitutto è una ricerca, non è un possesso dato a priori. Questa credo sia la caratteristica da mettere in rilievo come effetto della crisi epocale che il mondo occidentale ha attraversato e sta tuttora attraversando. Quello che tutti li accomuna, anche quelli che sono dichiaratamente cattolici, è il recupero di un'esperienza profonda, l'apertura al mistero e il tentativo, come dire, di leggere nel profondo, di mettersi in ascolto, no? di un altro, di un oltre, di qualche cosa che vada al di là della base quotidiana dei fenomeni, che sia appunto il fondamento e il senso ultimo di tutto, della nostra vita. Perché ecco, l'uomo del Novecento ha capito una cosa, no? Che se uccidiamo Dio, era il grande sogno di Nietzsche in fondo, no? Instaurare la civiltà del superuomo, ma la morte di Dio comporta anche la morte dell'uomo, la sua paralisi, e questo l'aveva già detto Pirandello nel Fu Mattia Pascal. E cosa può significare per i giovani d'oggi rileggere questi poeti del Novecento? Leggere la loro stessa esperienza, il loro stesso bisogno, anche qualche volta sentito confusamente, di un senso che forse appunto hanno smarrito. Anche per questa puntata è tutto, vi do appuntamento la prossima settimana, venerdì alle 20:45, il nuovo orario di Cattoliche e dintorni. Grazie per essere stati con noi.